Gli scarichi fognari del villaggio Peruzzo, frazione di Agrigento, saranno defluiti nel depuratore di Sant'Anna, nel cuore della Valle dei Templi. I reflui passeranno attraverso la realizzazione di una condotta che dalla zona del depuratore del villaggio Peruzzo andranno a sversare nell'impianto di Sant'Anna. La condotta, di circa 1 chilometro, sarà realizzata subito e i tubi costeggeranno il fiume Acragas a margine della strada. La fogna di San Leone invece continuerà ad essere defluita presso il fatiscente depuratore del villaggio Mosè. Ma il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, nel corso della sua conferenza stampa di questa mattina nella sala giunta, ha anche assicurato che entro il 2013 sarà realizzato il nuovo depuratore nella cosiddetta zona Timpa dei Palombi. Questa svolta fondamentale e importante finalmente per la nostra città arriva anche temporalmente in un momento in cui, giorno 22, siamo chiamati a Roma dal Ministero dello Sviluppo Economico perché enti, città, territori soggetti ad infrazione dal punto di vista ambientale, in cui lo Stato vuole sapere i fondi che sono previsti per Agrigento in tema di depurazione, ci sono i fondi, come devono essere spesi e soprattutto in che termini e in quali tempi. La svolta che noi abbiamo realizzato, ripeto, che ha vista la condivisione da parte degli altri enti competenti, fa sì che noi ci possiamo presentare a Roma con una idea finalmente chiara di quello che deve essere il sistema di depurazione della nostra città. E in questo senso il mio impegno è quello di, tenuto conto che si tratta di una condotta che dovrà essere realizzata, ripeto, dal villaggio Peruzzo a Sant'Anna, il mio impegno è quello di riuscire a realizzare tutti gli interventi prima dell'estate in modo tale da poter finalmente superare il problema che poi ogni estate vede purtroppo il mare di San Leone non pulito. Si sblocca dunque la vicenda della depurazione ad Agrigento e soprattutto della frazione balneare della città. Altri interventi sono previsti anche a nord tra la frazione di Fontanelle ed il quadrivio Spinasanta. Vi sono da spendere 30 milioni di euro tra fondi comunitari e pubblici. Una parte della cospicua somma sarà utilizzata dal comune per eliminare definitivamente il depuratore del villaggio Peruzzo. Tenuto conto che questa è la scelta, chiaramente sarà rimosso e quindi in questo senso la soluzione complessiva che diamo al problema è quella, ripeto, di servire il villaggio Peruzzo attraverso il depuratore di Sant'Anna e tutta la rimanente parte della città, della fascia costiera e della fascia sud della città, essere servita dal nuovo depuratore del villaggio Mosè.